collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali con la rubrica Sportello Pensionati. In studio con noi Renata Della Ricca, segretaria della CISL di Udine, udinese Bassa Friulana, e con noi c'è anche Flavia Blasic della segreteria sempre dell'udinese Bassa Friulana dell'FNP CISL. Buonasera, buon pomeriggio a tutte e due, come state? Buonasera a tutti. Io comincerei con Renata, perché Renata è reduce appunto del congresso, come è andato, tra l'altro esserci per cambiare, no? Avete dato questo titolo al congresso. Sì. È andato bene, il confronto, c'è stato anche il segretario nazionale, ha partecipato. È stato un bel congresso, un congresso dopo che è stato rinviato di un anno, perché il nostro congresso si doveva fare nel 2021, ma a causa pandemia anche noi abbiamo portato avanti i nostri lavori, anche perché sono delle operazioni, dei congressi che vanno fatti in presenza, in sicurezza ma in presenza, perché sono le politiche che noi porteremo avanti per i prossimi 4 anni, quindi meritava anche al nostro interno una discussione tra tutti i delegati di tutte le ex province della nostra regione. Quindi avete gettato le basi praticamente di quelli che saranno i programmi per i prossimi 4 anni. I programmi per i prossimi 4 anni. Sì. E oltre alle preoccupazioni della pandemia, perché non siamo ancora usciti dalla pandemia dopo 2 anni, ma sono nate nuove preoccupazioni con questa guerra in Ucraina, con l'invasione della Russia, e quindi per la CISL è importantissimo che si vada verso la pace, perché questa guerra non fa male all'Ucraina perché c'è questa invasione, ma fa male a tutti noi, quindi siamo già stati massacrati a livello in modo particolare fa male all'Europa, economico. Cioè, oltre all'Ucraina fa molto male a tutta l'Europa. Tutta l'Europa. E dopo la seconda guerra mondiale in Europa non ce ne sono state altre guerre, e quindi di vedere queste ogni proporzioni, giorno, perché abbiamo avuto qui vicino in sostanza anni fa, sì, Bosnia, Kosovo, cioè abbiamo avuto ma non così, ma non di questa portata, non di questa portata. Ed è veramente preoccupante che scoppi, cioè questa guerra dove vedi proprio la distruzione di paesi interi, c'è persone che scappano, morti. Cioè ci sono 113 bambini che sono morti, e quindi veramente è preoccupante quello che sta succedendo, ed è preoccupante per tutto il nostro sistema economico, sociale, sia in Italia, nella nostra regione, ma in tutta l'Europa. E subito sono aumentati tutti i prezzi, e in modo particolare dei carburanti. Che avevano già cominciato ad aumentare, no? Non si capisce bene per quale motivo già prima tutte queste speculazioni erano cominciate ancora prima che scoppiasse effettivamente la guerra, quindi già c'erano allarmi da parte gridi d'allarme da parte delle imprese, delle aziende anche della nostra regione. Tra l'altro abbiamo visto, no? Che cosa è accaduto in 3 grosse aziende che hanno dovuto si sono trovati nella condizione di mettere magari in cassa integrazione, perché si trovavano già a lavorare a singhiozzo, quindi già stava cominciando questo trend prima dello scoppio della guerra. Gas, l'aumento dell'energia, l'aumento della benzina, del metano, quindi si va a colpire sia la parte produttiva delle aziende, ma si colpiscono anche le famiglie, perché adesso le famiglie che hanno
hanno ricevuto le prime bollette sono delle cifre enormi, e già famiglie che escono da una pandemia, quindi in stato di povertà, molte famiglie si rivolgono anche a noi come parte sindacale per trovare una soluzione, come cosa bisogna fare. Come CISL, sì, esserci per cambiare o cambiare per esserci, e questo è stato lo slogan proprio di queste 3 giornate. E tra l'altro sono preoccupanti anche i dati emersi proprio dall'analisi congiunturale che abbiamo sentito l'altro giorno, proprio organizzata da Confcommercio, che il 44% delle aziende, quindi un numero considerevole, ritiene appunto che proprio in seguito alla guerra avrà ulteriori condizioni, cioè, peggiorative, e quindi questo cioè, fa presagire, cioè, sono brutti segnali in sostanza per il futuro. Sono segnali brutti e preoccupanti anche per Adesso per vedremo noi. Che cosa decidono a Roma, almeno per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, no? Perché la nostra regione che cosa aveva avanzato delle proposte, perché in regione non è che si possa fare grandi cose. Non no? si possono fare, però è corretto che anche, il no? nostro governo prenda delle posizioni, blocchi il costo del carburante, perché abbiamo visto un'impennata negli ultimi giorni, non solo negli ultimi giorni, ma nelle ultime settimane, e c'è stata veramente una speculazione su queste materie prime, che ci sia il blocco, che vengano tolte le accise e che ci sia un altro patto di stabilità per aiutare proprio imprese, lavoratori e le famiglie. Ecco, questi sono i primi provvedimenti da prendere, quindi vedremo, perché anche voi come sindacato, no, avete avanzato queste idee, queste proposte come possibili soluzioni tampone e temporanee, chiaramente. Esatto. Anche è stato interessante perché ci siamo preparati a questi 3 giorni con delle tematiche, in primis partendo dal problema dei giovani, delle donne, il ricambio generazionale, anche sia al nostro interno ma anche all'interno del mondo del lavoro, e i lavori si sono capovolti e il tema principale è diventato invece l'energia, la riforma energetica, tutte che cosa possiamo mettere in campo a livello di energia e come possiamo spendere tutti i soldi che arriveranno nel PNR con i vari piani strutturati nel nostro territorio. Ecco, io vorrei sentire anche Flavia, perché ricordo che Flavia per un lungo periodo, no, è stata coordinatrice appunto delle donne, abbiamo parlato delle donne, quindi io mi soffermerei un attimo sulla condizione femminile anche in questo momento, anche perché vediamo arrivare delle donne in guerra, donne giovani con i bambini, no? Che si portano dietro il futuro dell'Ucraina praticamente, perché giovani donne accompagnate da bambini che arrivano qua con un trolley lasciandosi dietro la vita, la famiglia, il marito spesso, quindi ci sono bambini che vengono da soli, e tra l'altro oggi leggevo proprio su un quotidiano che si teme per problemi di tratta di bambini, cioè questi bambini, questi minori non si sa attraversano mai, le preoccupazioni esattamente, e quindi c'è anche questa condizione di pericolo. Le donne, proviamo a pensare a queste ragazze che vengono via, queste giovani donne che vengono via con i loro bambini, con l'angoscia di sapere di lasciare tutto quanto in Ucraina e senza sapere se possono tornare o no, perché questa guerra ha creato un'incognita, perché non sappiamo esattamente quando finirà e come finirà, perché ricordiamoci che sono passati solo 21 giorni da quando è cominciata e ci sembra un'eternità, perché sono stati 21 giorni tremendi, perché questa è una guerra dove i morti sono per il 90% civili, quindi è una guerra dove si vuole uccidere, dove si spara praticamente su asili, su scuole, su ospedali,
Sappiamo che c'è un ospedale dove sono stati sequestrati 400 tra malati, medici e personale messi negli scantinati, vediamo che sparano a giornalisti, sparano ai posti di blocco, sparano su famiglie che cercano di mettersi in salvo, e poi c'è anche un altro problema, perché è la desertificazione di uno Stato, perché la gente se ne sta andando, abbiamo già 3.000 profughi che sono entrati in Europa, addirittura 200 nello stato della Moldavia, che è uno stato poverissimo, che però ha accolto 200.000 profughi. È una situazione gravissima, perché poi quelli che rimangono, e non sappiamo se resteranno vivi, fra quelli che rimangono ci sono gli uomini, ma ci sono anche le persone anziane. Sì. C'era una foto oggi su Repubblica di una donna anziana che raccontava proprio lo strazio di questa situazione, perché queste persone anziane sono da sole, o sono magari anche persone che sono rimaste per assistere il marito, i figli. Poi ci sono anche tanti giovani che magari non hanno famiglia, non sono sposati o non hanno figli, per cui hanno scelto di rimanere comunque magari per assistere le persone. Infatti in tante interviste si sente: ma non potevo lasciare i miei genitori, eccetera. Poi c'è un'altra cosa da dire: se noi pensiamo che l'8 marzo del 1917, ecco, io so che a te sta particolarmente a cuore questo argomento. Esattamente, c'è stata la prima manifestazione di operaie che manifestavano contro lo zar per chiedere la fine della guerra. Paradossalmente, lo stesso 8 marzo di quest'anno si è verificata la stessa situazione, con tantissimi arresti, no? Sappiamo che hanno addirittura arrestato una signora di 78 anni che era sopravvissuta all'assedio di Leningrado, cioè a 78 anni perché aveva un cartello contro la guerra. Cioè è una situazione veramente incredibile, che poi, se pensiamo che per la prima volta hanno protestato in Russia per i diritti, per la parità, e l'avevano ottenuta, la parità di voto, la parità salariale, e l'hanno mantenuta fino a un certo... da là. Perché tutto è partito da là. Sì, tutto è partito da là, perché anche la data dell'8 marzo è stata scelta per questo, perché poi hanno ripetuto la manifestazione dopo la rivoluzione nel 21, con una grande manifestazione di operai, eccetera, per cui da lì è nata la proposta della giornata dell'8 marzo. Ecco, e adesso... Già con Stalin avevano cominciato a perdere gran parte dei diritti, adesso la condizione femminile in Russia com'è? Cioè, vediamo benissimo che hanno perso, addirittura io ho sentito un'intervista di Putin dove diceva: ma io non sono come le donne che in certi giorni non ci si può parlare. Cioè veramente è una situazione, veramente, dico, ma come? Siamo partiti dal 1917 e siamo arrivati in questa condizione, è incredibile, è incredibile. Ci facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo in studio, anche perché volevo chiedere a Renata come si sta organizzando anche lo stesso sindacato per quanto riguarda gli aiuti, no? Perché so che anche i sindacati si sono mossi in questa direzione per iniziative in sostanza, sì, a sostegno. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi e vi ricordo che se volete potete mettervi in contatto, perché chiaramente Sportello Pensionati è rivolto alle persone che intendono parlare con i nostri esperti anche di proprie problematiche. Quindi numero di telefono per parlare con le nostre ospiti 0432 57 3517 e solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, ci sono arrivati già nel primo pomeriggio dei messaggi e penso che ne stiano arrivando ancora. Quest'anno a luglio compio 58 anni e ho 35 di contribuzione. No. Se rinnovano opzione donna, posso andare in pensione? Grazie. Chi di voi due risponde? No, vedete voi? Deve averli compiuti. La signora può andare in pensione, deve essere quest'anno rientrano quelle che compiono gli anni nel 1963, ma deve avere 35 anni di lavoro al 31/12/2021. Anche 35 anni e gli anni. E quindi no, se lei li compirà a luglio. Vediamo
scusate che torna, Se sì, mi viene quest'anno rinnovata a luglio, quest'anno, se viene se rinnovata. luglio no. perché se avesse compiuto 58 Sì. anni a Entro il luglio dello 31 scorso dicembre anno. O entro- 2021. Sì. Quindi Esatto. opzione donna niente. Deve aspettare ancora un anno. Signora ancora Deve aspettare un anno. ancora Se un sarà anno. rinnovata però. Bisogna vedere, ma per il momento nessuno... Sì, c'è stato un tavolo sulle pensioni 15 giorni fa dove si è parlato di nuovo delle quote, che quote è veramente bruttissimo chiamarla anche così, quota 101, quota 100, quota 102 e si è parlato anche dell'opzione donna. Questo anche prima dell'attacco della guerra in Ucraina. Comunque c'è la volontà da parte del governo di riconfermare anche l'opzione donna. Quello che noi chiediamo come sindacato invece è che si tolgano queste quote 100, 100, 101, 102, perché cosa significa 101, 102? Mettiamo gli anni contributivi invece. Quindi uno può andare in pensione in base a quello che ha versato, magari, In base a quello che ha versato. magari mettendo chiaramente una certa soglia, no? Esatto. Ecco, voi l'avreste messa perché ne avevamo parlato, mi pare, nei giorni scorsi. Un po' 41 anni. Ecco, 41 anni, quindi 41 anni in 41 anni base... di contributi, che abbiamo sempre parlato anche nelle puntate precedenti, e riteniamo che dopo 41 anni uno ha versato un po' di contributi per andare in pensione. Il patronato mi ha detto che per andare in pensione col precoce, quindi io ho iniziato nel 78, devo avere certi requisiti: essere invalido al 72%, avere qualche familiare a carico più un'altra che non mi ricordo. Io ho 58 anni finiti, questo Allora scrive deve aver nel lavorato messaggio. comunque un Flavia. anno prima dei 19 anni, adesso io non so quanto lui ha cominciato a lavorare, e poi comunque deve appartenere a certe categorie che sono appunto caregiver, quelli che assistono le famiglie, o devono avere una percentuale di invalidità oltre il 70%. Ecco, lui eccetera. dice di avere... E poi deve avere 41 anni o lei, non lo contributivi. so, perché dice o lui o lei, ecco, di andare... Ho iniziato nel 78. Però, Essere invalido, quindi forse è un uomo, al 72%. Esatto. Oppure deve assistere una persona, cioè deve essere un caregiver che assiste una E persona. avere qualche familiare a carico, ma dice più un'altra che non mi ricordo. Deve avere 40 anni, comunque deve aver lavorato un anno prima dei 19 anni, per dire precoce. Per cui bisogna vedere, le consiglio di andare a un patronato e di verificare con gli elementi a sua disposizione, di verificare se ci sono le condizioni effettivamente per fare la domanda di pensionamento precoce. Qui comunque mi dice di essere passato al patronato, passato o passata. Forse voleva avere una conferma. Probabilmente sì, e comunque appunto ci ha scritto e adesso... buonasera, il tavolo con il governo sulla riforma delle pensioni riprenderà ad aprile oppure rimarrà la Fornero? Chi lo sa? Renata. Riprenderà? Il tavolo sono aperti, però. Il tavolo è ripreso, i colloqui sono ripresi. E i colloqui ma sono tutti ripresi? I tavoli come parte sindacale, CGIL e CISL e UIL, li stanno portando avanti per togliere la Fornero, non per portare avanti la Fornero, perché piano piano in questi anni, pezzettino per pezzettino, l'abbiamo un po' smantellata la Però c'è la riforma preoccupazione Fornero. che se non si arriva a una riforma definitiva, c'è la Noi siamo preoccupazione che poi fiduciosi. si ritorni con la Fornero, no? Almeno Noi siamo fiduciosi. fiduciosi perché le Fiduciosi anche perché da parte del ministro Orlando l'ultimo tavolo si era aperto con dei buoni propositi. Bene, quindi abbiamo fiducia, attendiamo con fiducia. Flavia, ci sono delle comunicazioni di ordine tecnico che, Sì. vanno fatte? Beh, una riguarda l'applicazione appunto della quota 102, perché è arrivata in questi giorni proprio la circolare INPS,
che riguarda appunto la legge 234, quella che è stata emanata il 30 di dicembre, che riguardava il pensionamento con la quota 102, come ha accennato prima Renata. Prima c'era la quota 100, adesso siamo arrivati alla 102. Cosa vuol dire? Che bisogna avere 64 anni e 38 anni di contributi. Infatti questo è il discorso, cioè che sono due vincoli, non è che uno può avere per esempio 39 anni e 63, no, devono essere 64 anni e 38 anni di contributi. Allora, come per la quota 100, bisogna avere raggiunto questi requisiti, i requisiti da gennaio al 31 dicembre 2022. Va anche detto che quelli che avevano maturato i requisiti per la quota 100 entro il 31 dicembre 2021 possono andare in pensione con la quota 100. Okay? Quindi la quota 102 riguarda quelli che raggiungeranno questi diciamo, requisiti dal 1 di gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e possono fare la domanda di pensionamento con la quota 102. Quota 102 che, va detto, nel privato presenta una finestra di 3 mesi. Cosa vuol dire? Che dopo aver maturato il diritto di pensionamento la pensione verrà corrisposta dopo 3 mesi, mentre invece per il settore pubblico i mesi sono 6 addirittura. Poi c'è anche una differenza per quanto riguarda la corrispondenza del TFR o TFS. Allora, per quanto riguarda il pubblico sappiamo che riguardo al TFR, TFS viene corrisposto la prima rata dopo 24 mesi più 3, cioè dopo 27 mesi, la seconda rata ancora dopo un anno, se ci sono addirittura 3 rate, un altro anno ancora. Però che cosa succede nel caso di 102? Non viene corrisposto il periodo dei 12 mesi o dei 24, non parte da quando uno è collocato in pensione, ma bensì parte da quando sarebbe andato in pensione con la riforma Fornero. Cosa vuol dire? Che uno dovrà aspettare, supponiamo, i 67 anni, oppure di aver maturato i 41 anni e 10 mesi se è donna, o 42 anni e 10 mesi se è uomo, per far partire i 24 mesi, no? Oppure i 12 mesi. È prevista però sempre per i lavoratori pubblici di poter chiedere il finanziamento alla banca, chiedere cioè l'anticipazione del TFS TFR. Come? Prima di tutto bisogna anche qui rivolgersi a un patronato e chiedere all'INPS di quantificare il TFR. Dopodiché bisogna andare presso una banca che è convenzionata, cioè che ha aderito all'accordo con l'INPS, e la banca finanzierà il 45.000 euro, l'importo massimo di 45.000 euro, facendo la domanda. Allora, l'INPS, va precisato, una volta fatta la domanda l'INPS ha tempo 90 giorni per rispondere, dopodiché con la quantificazione l'interessato andrà presso la banca convenzionata e la banca firmeranno un contratto che dovrà essere rimandato all'INPS, che aspetterà ancora 30 giorni per far partire il via, diciamo, per dare il via alla liquidazione. Bene, ecco, questa è la trafila. Sto finendo sotto il tavolino. Ecco, quindi questa è per quanto riguarda i dipendenti pubblici. Ecco. Poi va detto un'altra cosa. Possiamo un attimo, Flavia, perché abbiamo una telefonata per non far aspettare, poi continuiamo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, mi chiamo Rosalia. Buonasera signora. Io devo fare una domanda, se è possibile. Allora, io ho la legge 104, poi ho l'invalidità al 75%, però non mi danno niente perché ho la riversibilità di mio marito. Quindi? Perché l'assegno di invalidità praticamente è subordinato a un limite di reddito, quindi bisogna vedere la sua condizione, diciamo, reddituale, perché mi pare che in caso di invalidità totale mi pare che il reddito massimo previsto sia di 16.900 euro, qualcosa del genere. Se è un'invalidità parziale, adesso non ricordo se lei mi ha detto parziale o totale, mi pare che sia un limite di 5.000 e qualcosa, 5.000. Ecco, per cui se lei supera... Mi scusi, la mia è parziale.
Ecco, allora se lei ha un reddito superiore a 5.000 e qualcosa, praticamente non le danno nulla. Prende la pensione di reversibilità del marito. Sì, perché ha la reversibilità del marito, quindi se la reversibilità è superiore a 5.100 e qualcosa, praticamente lei non ha diritto ad avere l'assegno di invalidità. Ah, ho capito. Ha capito, signora Rosalia? Speravo che lei potesse avere buone notizie, invece... No, perché adesso dovrei fare l'aggravamento perché ho avuto un infarto e ho il diabete. Però non lo so. che la faccio. Anche se fa l'aggravamento. Adesso deve fare l'aggravamento per vedere se aumenta la percentuale di invalidità. Sì, e perché se cose cambiano se aumenta la percentuale. Perché se diventa totale l'invalidità, dopo il reddito deve essere di 16.900. Non sarà più di 5 ma di 16. Ecco. Quindi le conviene fare l'aggravamento. Ah, ok, va benissimo. Signora, da dove ci sta chiamando? Io chiamo da Marano Lagunare. Da Marano, bene. Si sta bene a Marano, è un bellissimo posto. Sì, si sta benissimo a Marano. Approfitto anche per fare una precisazione, perché l'INPS, riguardo appunto gli assegni civili, diciamo di invalidità civile, come reddito, limite di reddito, individua il reddito imponibile, quello che è sul 730, mentre invece ci sono state più di una sentenza della Cassazione che hanno stabilito che praticamente il reddito è quello dedotto tutte le deduzioni che ci possono essere per spese mediche, per esempio, no? Per assegni al coniuge. Ecco, allora cosa è successo? Per esempio con la sola perequazione, con quel piccolo aumento di 1,7, qualcuno può aver superato quei 5.000 e tanto o quei 16.000, per cui è stata sospesa la corresponsione dell'assegno di invalidità. E quindi voglio dire a queste persone, se è verificata questa situazione, ci sono gli estremi per presentare un ricorso all'INPS. E quindi li invito a venire. Vada signora Rosalia, vada al patronato a farsi spiegare bene e veda. Va bene. Va bene. Sì, che è a San Giorgio di Nogaro. Ecco, quindi da Marano lei sta a San Giorgio di Nogaro. Vabbè. Signora Rosalia, grazie per aver chiamato. Grazie a voi. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra poco, rimanete con noi. E abbiamo il messaggio di Elena. Lavoro ininterrottamente dal 1° novembre del 1980, 3 anni nel privato e rimanenti nel pubblico, insegnante. Ho presentato domanda di pensione in ottobre, al momento nessuna risposta. Mi devo preoccupare oppure i tempi sono questi? Chi risponde? La signora Elena. Per quanto riguarda l'istruzione c'è un'uscita sola, si può andare in pensione solo dal 1° di settembre. Quindi se lei ha presentato domanda in ottobre, quindi è andata a lavorare nell'80, ha detto. Quindi, sì, nell'80. Sì, lei ha quindi 41 anni e avrà a fine 10 mesi, quindi no, non si deve preoccupare perché comunque lei ha presentato una domanda di pensione che risulta accolta, nel senso che c'è un numero di protocollo, dopodiché avendola presentata in ottobre, torno a dire, fino al mese di settembre, dal 1° di settembre lei non andrà in pensione, quindi non si deve preoccupare per il momento. E in attesa che arrivino altri messaggi o telefonate, ci sono ancora delle comunicazioni, no Sì, Flavia? Intanto l'INPS ha comunicato... Stavi parlando prima del TFR, io stavo finendo sotto il tavolino perché pensare al tempo che uno deve aspettare prima di ricevere, no? Sì. Quanto è messo, quanto è accantonato. Sì, questa comunque è la situazione per quanto riguarda i pubblici, per quanto riguarda i privati invece ricevono il TFR o il TFS entro i termini perché poi loro prevedono addirittura anche l'ingiunzione, no? Addirittura il pignoramento, mentre invece nel pubblico queste sono le condizioni, se tutto va bene, perché per esempio 2 anni fa
dal 2018 è successo il pandemonio, c'è stato un ritardo incredibile perché c'era stato un avvicendamento di personale all'INPS, no? Che erano andati in pensione, sono stati sostituiti. Sì, quindi non solo nel 2018, anche dopo, anche sì, durante ma la situazione più grave sì, nella scuola si è manifestata perché io mi sono interessata personalmente, quindi tra l'altro interessava anche me perché anch'io sono andata in pensione. Quindi parla la diretta, interessata. Quindi conosco bene la situazione. Anche nella sanità, gli infermieri, sì, anche medici che sono andati in certo. pensione anche in comune, nell'ex provincia, cioè delle persone, dei dipendenti della pubblica amministrazione che hanno aspettato anche 30 mesi prima di avere il TFR. Certo. Cioè veramente se uno fa dei conteggi, delle previsioni per il futuro con i soldi del TFR, cioè deve mettere in conto che prima di 30 mesi non prende questi soldi. No, diciamo che quando va tutto bene pagano dopo 27. Quando va tutto bene, sì. Mentre invece quando ci sono dei ritardi che poi tra l'altro siccome adesso funziona tutto con sistema elettronico, io mi riferisco al settore scolastico che conosco molto bene, quindi praticamente non c'è più collegamento telefonico con l'INPS, per cui se una scuola sbaglia ad inserire un dato, sì, hai voglia. Sì, e quando non si trovano i contributi versati, che magari sono... quindi parliamo di ritardi nel TFR, di contributi che non si trovano. Qui ci sono un po'... Sui contributi uno quando Ognuno fa la domanda... ha la sua esperienza. Sì, quando uno fa la domanda di pensione, lì viene fatto tutto il conteggio e si vede anche se gli mancano dei contributi o non sono stati versati. Ma quando non si trovano, quando sono segnati quando non si trovano è veramente un dramma e bisogna mettere in preventivo di fare qualche mese o proprio qualche anno anche in più, qualche anno anche qualche anno in più per poter accedere alla pensione. Volevo sapere, al datore di lavoro costa di più il contratto di espansione o l'isopensione? Questo vi voglio. Francamente, guardi, questa risposta non gliela so dare, ecco. Allora, abbiamo un'esperta che tratta di pensioni, che si chiama Liliana Della Rovere, io non sono certamente in grado di sostituirla, quindi la invito quando viene in studio la Liliana le giriamo, no? Le giriamo il quesito, il quesito. Ecco, stavamo parlando, perché siamo quasi in chiusura, stavo parlando prima con Renata della RIC, anche per quanto riguarda gli aiuti da parte del sindacato per le persone che stanno appunto fuggendo dalla guerra. So che i sindacati si sono mobilitati giorni fa. Sì, noi ci siamo mobilitati subito anche perché abbiamo l'associazione ANOLF e con più collaboriamo con l'associazione del Friuli, l'Ucraina del Friuli, un'associazione dove negli anni passati, anche durante la pandemia, abbiamo sempre fatto una giornata per la popolazione ucraina dove in CISL arrivano i consoli, il console, il notaio e tutti chi risiede nei paesi vicini, ma arrivavano anche gente da Portogallo, dal confine con il Veneto, possono fare tutte le pratiche per registrazione dei matrimoni, delle nascite e in media in una giornata riuscivamo a evadere anche 180-170 pratiche, sì, perché era proprio strutturata bene. Quindi con questa associazione domenica scorsa abbiamo fatto una manifestazione in piazza a Udine, ma proprio per sostenere il popolo ucraino e sostenere e chiedere la pace contro questa invasione. Cioè un popolo ha invaso un altro popolo privando della propria libertà, privandolo della propria libertà, e questo è il fatto più drammatico. Stanno uccidendo degli innocenti. E tra l'altro anche alle volte
anche imparentati, perché sono anche Sì, ma imparentati pensiamo fra- poi, noi questo fra popolo loro, no? ucraino lo conosciamo, è una popolazione che parla anche l'italiano, perché tutte le nostre le famiglie, le nostre famiglie hanno avuto, chi ha degli anziani, delle persone, delle assistenti familiari ucraine, quindi noi abbiamo tante ucraine, è quasi la seconda o la terza etnia presente qui in Friuli. E se noi pensiamo che affidiamo a loro le persone più care, i nostri anziani, e adesso loro hanno bisogno Del di nostro, noi, praticamente del del nostro nostro aiuto. Quindi ci siamo attivati anche dal livello nazionale con un conto corrente per fare dei versamenti per aiutare questa popolazione. Ci stiamo attivando anche come CGL, CISL e WIL del territorio e con le parti datoriali per firmare un accordo in modo da poter accumulare delle risorse per poter aiutare la popolazione, anche se già noi collaboriamo anche per i pacchi, vestiti, alimenti, farmaci. Abbiamo inviato, comperato e inviato dei farmaci. Siamo arrivati siamo in Sì, chiusura. volevo dare Veloce. un'ultima comunicazione sulle pensioni. 30 secondi. L'INPS ha comunicato che Ecco. anche le pensioni di aprile cominceranno ad essere pagate per i pensionati che le ricevono in posta dal 24, quindi per ordine di lettera, no, del E cognome. questo è l'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo mese. Sì, perché dal era 24 fino al 30 praticamente per ordine a seconda del cognome, hanno comunicato proprio oggi. Questo calendario. Dopo, con aprile poi non si sa, perché questo con aprile poi è finita, non si sa, dovrebbe essere insomma, finita ecco. l'emergenza, giusto? Al 31 marzo termina l'emergenza Appunto. Covid. E quindi dobbiamo chiudere velocemente perché dobbiamo dare la linea al telegiornale. Grazie a Renata Della Ricca, grazie a Flavia Blasic, grazie per averci buonasera a seguito. tutti. Ci vediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, mercoledì. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera a Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.